In ottemperanza a quanto annunciato dal capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Lamendola, in occasione della venuta del presidente Musumeci ad Agrigento e dei vertici dell'assessorato competente circa i lavori che si sarebbero effettuati, in particolare tra quella della manutenzione dei ponti e dei fiumi sottostanti, a tal riguardo lo stesso Genio Civile di Agrigento, in attuazione alle politiche di gestione del territorio adottate dal governo Musumeci, continua a intervenire sugli alvei dei fiumi con una serie di lavori di manutenzione finalizzati a ridurre il rischio di esondazioni. Dopo gli interventi sui fiumi Verdura, Naro e Salso, altri 14 torrenti, i lavori di pulizia degli alvei dei torrenti Borraitotto a Favara, Carabollace, Bella Pietra Sciacca, Cavalretto, secondo tratto di Menfi, Cangemi a Ribera, Roccarossa e Frappaolo a Racalmuto. I lavori appena completati erano stati avviati all'inizio del mese di aprile grazie alle risorse comunitarie messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione e sono stati eseguiti dal Genio Civile di Agrigento su incarico del Dipartimento Regionale Tecnico. Nel corso degli ultimi 15 mesi, dichiara il capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Lamendola, siamo intervenuti sul territorio provinciale con lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato complessivamente più di 20 corsi d'acqua, con l'obiettivo di ridurre i rischi per la pubblica incolumità e i danni alle colture agricole, sistematicamente determinati da esondazioni sempre più frequenti. Al fine di capitalizzare nel migliore dei modi i lavori eseguiti, continua l'architetto Rino Lamendola, sarebbe adesso indispensabile che le istituzioni competenti da un lato assicurino un'attenta vigilanza mirata a scongiurare il rischio che vengano manomessi gli argini appena ricostruiti, dall'altro programmino una manutenzione con cadenza almeno biennale al fine di evitare che il progressivo interrimento degli alvei dovuto al trasporto di inerti dalla montagna possano nel tempo provocare, in caso di mancata manutenzione, nuovi rischi di esondazione. Gli interventi di manutenzione della rete idrografica provinciale eseguiti dal Genio Civile negli ultimi 15 mesi riguardano quindi complessivamente il fiume Verdura nelle zone del Burgio, Calamonaci, Caltabellotto, Ribera, Sciacca e Villafranca Sicula, il fiume Naro che riguarda appunto Agrigento, Canicattì, Favara e Naro, quello del Salso che riguarda il comune di Licata, i torrenti Garella e Tina, Burgio, Cavarretto, primo e secondo tratto, Mirabile e Femmina Morta a Menfri, Scrutato Passo del Barbiere e Congeria nella zona di Cammarata, Aragona, Cantarella e Coda di Volpe tra Grotte e Aragona, Palma, La Marca, Safarella e Follina a Licata, Borraitotto a Favara, Carabollace e Bella Pietra a Sciacca, Cangemi a Ribera, Roccarossa e Frappaolo a Racalmuto.